Already started. It's already recording. Really? Yeah. Okay. Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. Went the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times it happens so fast. You trade your passion for glory. Don't lose a grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's a full-on fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last no survivor starts to stay in the night. And he's watching us all with the eye of the tiger. Face to face, out in the heat, hanging tough, staying hungry. They stack the odds to take to the street for the kill with the skill to survive. It's the eye of the tiger, it's a full-on fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last no survivor starts to stay in the night. And he's watching us all with the eye of the tiger. Rising up, straight to the top. Had the guts, got the glory. When the distance, now I'm not gonna stop. Just a man and his will to survive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last no survivor starts to stay in the night. And he's watching us all with the eye of the tiger. Oggi andiamo a vedere il bosco di bambù. Andiamoci a piedi. Eccoci, bentornati a Kyoto. Siamo arrivati all'ultima giornata in questa fantastica città e abbiamo deciso di dedicarla al bosco di bambù e a tutte le altre cose interessanti che incontriamo sul percorso. Non fissare le scimmie negli occhi. Ma puoi guardarmi negli occhi? Una di queste, che forse ci è piaciuta addirittura più del bosco di bambù, è proprio il Parco delle Scimmie, con una vista spettacolare sulla città. Poi si sa, tra simili ci si capisce. L'ingresso al parco costa 550 yen, ma li vale tutti. Bellissimo. E ora Bamboo Forest. Il Parco delle Scimmie e il Bamboo Forest in effetti sono molto vicini. Bam, velocissimi. Buono l'odore che c'è qua dentro. Odore di bambù, ovviamente, e un po' di umidità. Che ci sta un sacco però. Fortissimo questo percorso. E nell'ultimo pezzo senza turisti. È stato bello. Bam.
Ed è con questo spirito che salutiamo una splendida città, ricca di cultura e natura, che insieme veramente diventano uno spettacolo. Salutate Kyoto, prossima destinazione Nara. E mettete il mi piace, iscrivetevi, condividete, viva Nimis e wow. Ciao bellissimi, ci vediamo a Nara!